Franca, Tullio, vi ricordate quando ci siamo conosciuti la prima volta? Dicembre del 21. E sei venuto per la prima volta a casa nostra. E come mai vi ricordate? Mi ricordo perché la È casa stata una di decisione Viaro, molto intanto è stata una ponderata. decisione molto sofferta per me e Tullio, perché il passo che volevamo fare alla nostra età, di andare via da Via Romagna per venire in città, era un passo importante. Sicuramente le tue parole ci hanno aiutato a decidere. Io sono contento, scusami, sono contento perché alla fine la decisione che avete presa comunque sia oggi ci fa dire che era quella giusta. Sicuro, Siete contenti felici. e non solo abbiamo instaurato un rapporto particolarissimo tra di noi, Sì. ma sono contento anche perché quelli che hanno comprato casa vostra Sono anche Sì. felicissimi. Sono sono felici, felicissimi ma siete e diventati siamo amici. rimasti amici, ci siamo frequentati, ci siamo sentiti e ancora oggi ci sentiamo con piacere. Questa è proprio una vendita, una Sì. compravendita bella, no? Che quando la racconti nessuno ti crede. E prima di tutto il rapporto che continuiamo ad avere con te, ma anche il rapporto che ho con la signora che mi ha comprato, che veramente Anche lei è una ci persona commuove qualche eccezionale. volta, veramente. Dicembre del 21 non mi posso dimenticare che tu quella mattina non mi dimenticherò mai. Sì. Posso raccontare Sì, questo? sì, si può Sì, dire. assolutamente. Sì, Ok. con 10 visite e io e Tullio siamo andati via e il lunedì mi avete telefonato e Che c'erano delle belle che novità. mi venite novità che ho detto ma non me l'aspettavo di trovare già la persona che voleva comprare l'appartamento. Diciamo che alle volte la difficoltà sta non nel trovare semplicemente la persona che fa l'offerta giusta, ma che la fa come la volete voi. Presa questa decisione, hai fatto questo passo, sicuramente tu ci hai seguito sempre nella ricerca dell'appartamento che dovevamo trovare. Sì. Comunque Non è avevamo stato 7 facile. mesi di tempo per decidere, per trovare, non erano pochi. Non erano pochi, ma erano comunque pochi. mi ricordo che in quel periodo là non è stato Non è stato facilissimo. facile, poi eravamo partiti con la decisione di trovare già un appartamento che dovevamo turare e basta. Però devo dire la verità che quando sono entrata qui dentro, anche se era in maniera Sì, se era da pazzesca, ristrutturare, io hai mi sono sentito... vista in questo appartamento. Diciamo che adesso possiamo Diciamo, dire che siete contenti, sì, che state comunque bene, sì, abbiamo che la casa è avuto meravigliosa. tante difficoltà con la ditta, quindi non con te assolutamente, No, ma certo. con la ditta abbiamo avuto tante difficoltà. Però, Sono contento nel dire che quando avete avuto il problema, sì. per esempio, legato alla ristrutturazione, anche potervi dare il nominativo Come no. di una persona, in questo caso il nostro avvocato che è Sì. all'interno del gruppo, Sì, vi è stato d'aiuto Come per no. provare a risolvere questo come no, problema. come no, No. e guai se no, Ah. perché il problema non era proprio No, su piccola. questo siamo contenti. E perché per noi quindi è ti importante ringrazio anche per proprio- questo, perché io quando appunto ti ho chiamato e tu mi hai consigliato l'avvocato appunto, e mi trovo molto bene, e per fortuna che ci segue, ci sentiamo cautelati. Bene. Poi per noi è una gioia avervi qua, Esatto. veramente Davide, tu, Sì. te e anche tutto il tuo staff, perché dobbiamo dire che tu hai uno staff Top. top, sono tutti gentili, tutti Sì. competenti per il loro ramo, diciamo, e quindi sì, io posso parlare solo bene della tua agenzia. Io ho fatto una pubblicità pazzesca, dopo se tu vuoi tagliare taglia, ma io lo devo dire. Ho fatto una pubblicità pazzesca perché te la meriti e tu dai, come dire, il massimo della Cerchiamo. tua professionalità e competenza. Sono contento veramente perché siete veramente l'esempio di come dovrebbe essere ogni compravendita, Sì. cioè con clienti felici Sì, a cui siamo riusciti a risolvere, diciamo, una problematica o comunque a soddisfare dei desideri. sì, Vendere casa non è una cosa fredda no. e chi lo fa con passione, questo è Tutti il ci miglior dicono, risultato. chi ci circonda, amici, meno amici, tutti dicono, voi siete stati super coraggiosi a fare un passo del genere all'età che abbiamo, perché non siamo proprio giovanissimi. Poi quando abbiamo avuto anche così, non discussioni, ma chiarimenti con l'amministratrice,
lui che eri venuto anche con Sì. Samantha, non mi ricordo, Sì, eravamo o tu venuti. venuti, hai aiutato Tullio a Sì. capire anche questo Sì, mi discorso del ricordo. 110, di tante cose che per noi erano argomenti nuovi che non Certo. dovevamo affrontare, ma anche qualcuno di fiducia che ci aiuti a capire, no? Quindi ci sei stato vicino anche in questo. Beh, questo è il, così, insomma, un po', ripeto, il modus operandi nostro, Sì, ma anche il potere, diciamo Sì. così, di avere comunque un gruppo di persone sì, che amano questo lavoro e che ognuna comunque con le sue Come no. competenze riesce a darvi delle Certo. risposte in base Certo. all'argomento di cui avete bisogno. sicuro.